Cari telespettatori, ben ritrovati, siamo in diretta da Piazza Minucci, vi stiamo trasmettendo da qui perché è una giornata storica quella che ci apprestiamo a vivere insieme per Vittorio Veneto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà la sua visita qui in città e lo farà in una giornata del tutto particolare per le celebrazioni del 74esimo anniversario della liberazione. Noi seguiremo minuto per minuto, passo dopo passo, la visita appunto del Presidente Mattarella. Lo faremo con diverse postazioni perché la visita prevede in un primo momento l'arrivo del Presidente in Piazza del Popolo. Dovremo anche già avere le immagini che ci giungono. Vediamo una Piazza del Popolo sgombra da un lato ma gremita invece nelle parti laterali. Tanti sono i cittadini che, complice anche il sole un po' inaspettato, hanno voluto essere presenti per questo importante avvenimento in Piazza del Popolo. Un secondo momento invece avrà luogo al Teatro Lorenzo da Ponte qui a Vittorio Veneto, a Serravalle. Noi vi stiamo parlando proprio da qui perché a pochi passi dalla nostra postazione avranno luogo i discorsi ufficiali. Ecco, noi dovremo avere anche la possibilità di collegarci con il centro Victoria, dove farà il suo atterraggio l'elicottero del Presidente. Ecco, vediamo già nelle immagini appunto l'area antistante al campo di atletica che i vittoriesi riconosceranno. Intanto possiamo comunque andare in onda con le immagini da Piazza del Popolo, così teniamo sotto controllo entrambe le postazioni. Però tra qualche istante dovrebbe arrivare l'elicottero presidenziale. Ecco, siamo in attesa, sentiamo cosa ci dicono. Ancora tutto tace appunto in quel del centro Victoria, in quel della pista di atletica, però mi dicono che tante sono le persone che anche lì stanno attendendo l'arrivo del Presidente. Noi nei giorni scorsi sta arrivando, mi dicono che, allora rimaniamo collegati da qui perché abbiamo intervistato anche il sindaco Roberto Tonon, magari lo faremo sentire nei prossimi minuti, però ci concentriamo allora. Mi dicono che dovrebbe arrivare, perché sapete che ci sono anche diversi elicotteri che ovviamente stanno garantendo la sicurezza di questa visita. La città da un certo punto di vista è blindata, dall'altro tra un minuto, mi dicono, ecco, dovrebbe arrivare il Presidente della Repubblica. Teniamo quindi la doppia immagine, da una parte il centro di Vittoria, dall'altra teniamo pure Piazza del Popolo, perché una Piazza del Popolo baciata dal sole, quella che oggi ci farà compagnia, speriamo, almeno ce lo auguriamo. Una visita, vi do un po' il programma, tenendo pure questa immagine, vi do il programma di quello. Sta arrivando? Allora, tra qualche istante lo vedremo anche nei nostri monitor. Ci sarà un primo momento, come vi dicevo, in Piazza del Popolo. Il Presidente farà il suo ingresso in piazza, ci saranno gli onori al Presidente della Repubblica, una deposizione, la deposizione di una corona al monumento del Murer e poi ci sarà anche l'alzabandiera. A seguire il Presidente si sposterà, come detto, al Teatro Lorenzo da Ponte e qui ci saranno i discorsi. Inizierà il sindaco Roberto Tonon, poi ci sarà il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia e poi andremo a sentire appunto il discorso del Presidente Mattarella. Ecco, stiamo vedendo le immagini. Ecco, attimi concitati, per la prima volta un presidente, mi dicono che sta arrivando un altro elicottero, quindi non è l'elicottero presidenziale. Per la prima volta, dicevo, un Presidente della Repubblica fa il suo arrivo a Vittorio Veneto
nella giornata del 25 aprile e quindi noi ci apprestiamo a vivere insieme questo momento storico. Noi avremo le immagini appunto dell'elicottero, sono immagini in esclusiva per quello che riguarda la nostra emittente televisiva. Abbiamo Leonardo Segat e Alessio Denardi sul posto, poi ci affideremo alle immagini che ci arrivano dal circuito ufficiale del Quirinale, sia per quello che riguarda il momento celebrativo, commemorativo in Piazza del Popolo, sia per quello che riguarda il Teatro da Ponte. Ecco, vediamo l'atterraggio di un elicottero, dovrebbe essere quello del presidente Sergio Mattarella, ce lo confermano, sì. Adesso vediamo appunto con le nostre immagini il presidente Mattarella, lo ricordiamo che questa mattina, poche ore fa, alle ore 9, all'Altare della Patria ha deposto una corona, sempre appunto in ricordo della giornata della liberazione. Adesso appunto vedremo che cosa, intanto vediamo altre immagini che ci arrivano sta scendendo, ecco, allora sta scendendo, ce lo dicono i nostri inviati perché dalla nostra postazione torniamo qui in studio perché appunto ovviamente si stanno preparando le immagini in Piazza del Popolo, sta scendendo, appunto salirà in auto, l'auto lo porterà in Piazza del Popolo. Ad attenderlo lì al centro Victoria il prefetto di Treviso, mentre il sindaco Roberto Tonon insieme al presidente Zaia lo attenderà in Piazza del Popolo. In Piazza del Popolo non ci saranno discorsi, stiamo a vedere proprio in questi momenti un po' concitati perché c'è da dire, lo ricordiamo, che i vittoriesi attendevano con ansia, intanto sta salendo, è salito in macchina il presidente, lo attendevano con ansia in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Lo scorso anno così non è stato perché il presidente ha celebrato appunto la conclusione della Grande Guerra a Trieste, però insomma il regalo ce lo sta facendo quest'oggi, in questo 25 aprile. Proviamo intanto, mentre i nostri si sistemano, è partito, è salito in macchina perfettamente, andiamo a dare uno sguardo in Piazza del Popolo perché veramente il tragitto che separa il centro Victoria alla Piazza del Popolo è veramente breve e quindi noi intanto sentiamo il sorvolo degli elicotteri qui sopra di noi. Dicevo prima che il presidente Mattarella, intanto iniziamo ad alzare anche l'audio di Piazza del Popolo così ci prepariamo a sentire anche, vediamo i reparti schierati. Dicevo, questa mattina il Presidente era all'Altare della Patria per la deposizione di una corona, da qui il Presidente si è recato all'aeroporto di Ciampino, ha sorvolato lo stivale e stando alle informazioni, ecco intanto vediamo l'auto, il cordone o meglio, il cordone di auto che sta partendo dal Victoria, giusto? Ecco qui, vediamo insomma che pur non avendo pubblicizzato molto il luogo dell'atterraggio del Presidente, in tanti si sono assiepati al centro Victoria, anche perché nei giorni scorsi insomma diversi elicotteri sono stati visti in quella zona. Il presidente Mattarella è arrivato all'aeroporto militare di Istrana, da qui in elicottero appunto è giunto a Vittorio Veneto ed ora si appresta a fare il suo ingresso in Piazza del Popolo. Io direi che potremmo andare a sentire il sindaco Roberto Tonon, pronti ad interromperlo qualora il presidente Mattarella dovesse arrivare. L'abbiamo sentito proprio poche ore fa e ci ha fatto così capire la sua emozione e l'orgoglio da vittoriese per la visita del presidente Mattarella.
Tra poche ore il Presidente della Repubblica arriverà a Vittorio Veneto. La città come si appresta ad accogliere il Capo dello Stato? Con la stessa gioia con la quale lo ha invitato, abbiamo sperato che fosse possibile avere la presenza del Capo dello Stato durante il centenario e la sorpresa di averlo in città il 25 aprile raddoppia la felicità della città perché è la prima volta che un Capo dello Stato si reca a Vittorio Veneto per la commemorazione della Festa della Liberazione. Ecco, perché proprio Vittorio Veneto per le celebrazioni della Liberazione? Perché Vittorio Veneto è una delle 7 città medagliate con l'Università di Padova del Veneto per la lotta di resistenza, per la lotta di liberazione e quindi avere il Capo dello Stato che per la prima volta nel suo mandato viene in provincia di Treviso e per questo abbia scelto la città di Vittorio Veneto, per noi e per la città tutta rappresenta un ulteriore motivo di gioia perché rappresenta l'unità nazionale e a Vittorio Veneto dopo la pace cosiddetta del 1918 la vera pace poi è scoppiata con il 25 aprile 74 anni fa. Il fatto che il Presidente della Repubblica abbia scelto unica città in tutta Italia, Vittorio Veneto, per ricordare nel 2019 quanto avvenne 74 anni fa, per la città tutta rappresenta sicuramente un onore impagabile. Tanti sistemi di sicurezza messi in atto nei giorni scorsi, ora è giunto il momento di festeggiare il Presidente. Sì, i sistemi di sicurezza in realtà sono i medesimi che sono stati messi in atto durante il centenario per tutti i raduni. Adesso comincia la festa, sicuramente sarà una festa per tutta la città. Ci auguriamo che anche sia così per il Presidente della Repubblica che viene a Vittorio Veneto per la prima volta dopo che da ministro il papà dell'attuale Presidente della Repubblica c'era già stato per ben 3 volte. Che cosa dirà al Capo dello Stato? Beh, credo tutta la gioia di avere il Capo dello Stato, il nostro Presidente della Repubblica qui a Vittorio Veneto. Lo considero anche un dono, visto che siamo alla conclusione del nostro mandato amministrativo e credo soprattutto di portare la voce di quei cittadini che sapendo che sarebbe venuto il Capo dello Stato a Vittorio Veneto, in diversi mi hanno detto: quando stringerà la mano al Presidente dica che siamo tutti noi che stringiamo la mano a lui facendo i complimenti per quello che fa e dicendogli, come si dice in dialetto, tien duro. Ecco qui, vediamo le immagini in diretta da Piazza del Popolo. Il Presidente Mattarella è sceso in questo istante e sta per fare il suo ingresso in piazza. Qui ci sarà la resa degli onori. Sentiamo i vittoriesi che applaudono il Presidente.
Ecco, ora ci sarà il momento solenne, il momento celebrativo. L'applauso dei vittoriesi. Abbiamo visto i bandieroni issarsi sui pennoni di Piazza del Popolo, ora la deposizione della corona al monumento del Murer, al monumento ai caduti. Un momento molto toccante, quello che abbiamo appena vissuto insieme. Un momento breve, quello che appunto vedrà il presidente Mattarella in Piazza del Popolo. Però abbiamo visto che l'abbraccio dei vittoriesi, lo sentiamo in questo momento, sentiamo scroscianti gli applausi e vediamo anche il presidente che si ferma a salutare i vittoriesi, a salutare le persone. Ecco, questo molto probabilmente è un fuori programma, perché
appunto tra pochi minuti il Presidente è atteso al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto per le allocuzioni ufficiali, ma il Presidente Mattarella sta stringendo le mani dei vittoriesi. Un bel segnale, ora sale in macchina il Presidente Mattarella e tra pochi istanti appunto farà il suo arrivo percorrendo Viale della Vittoria, farà il suo arrivo qui al Teatro Lorenzo da Ponte. Vediamo, ecco, la macchina presidenziale scortata che sta partendo, entra in Viale della Vittoria. Ecco, e queste appunto sono le immagini di una Piazza del Popolo veramente vestita a festa in questa giornata del 25 aprile. Che cosa accadrà tra qualche istante? Il Presidente farà il suo arrivo appunto al Teatro da Ponte. Al Teatro da Ponte ci sarà il saluto del sindaco Roberto Tonon, ci sarà il saluto del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Seguirà poi una relazione storica da parte di una docente dell'Università di Padova. Poi ci sarà un altro momento tutto vittoriese, ci sarà la testimonianza della cenedese Francesca Meneghin, che ha vissuto in prima persona il periodo della Resistenza. A seguire ci sarà l'intervento del Presidente Mattarella. Ecco, intanto noi ci prepariamo a seguire, vediamo anche se avremo modo di vedere da una delle nostre postazioni l'auto presidenziale. Dicevo, ci saranno diversi momenti non abbiamo le immagini. Non abbiamo le nostre immagini, non importa, tra poco però chiediamo intanto alla regia di proporci le immagini che ci arrivano da Serravalle, perché tra pochi istanti appunto arriverà qui il Presidente. Dicevo, tra i vari interventi, le varie orazioni, ci sarà la possibilità anche di ascoltare i canti del coro Col di Lana. Torniamo intanto con le immagini in questo rimbalzo tra Piazza del Popolo e le immagini anche personalizzate della nostra squadra. Sentiamo l'inno di Mameli che viene nuovamente eseguito in piazza. Ed ora invece le immagini ufficiali si sono spostate. Chiedo, esatto, con la regia rimaniamo col nostro occhio puntato davanti a Piazza Minucci, perché tra pochi istanti abbiamo visto passare già le moto di scorta, quindi tra pochissimo dovrebbe appunto fare il suo arrivo l'auto del Presidente Mattarella. Nel frattempo il teatro è gremito perché possiamo dire che all'interno del Teatro da Ponte ci sono, gran parte sono le autorità presenti che stanno affollando il teatro, ma oltre alle autorità abbiamo anche dei rappresentanti dell'associazionismo vittoriese, abbiamo i sindaci del comprensorio. Ecco, intanto la regia ci sta proponendo alcune immagini che ci arrivano direttamente dall'interno del Teatro da Ponte, ma con un occhio nel nostro monitor di servizio al momento in cui farà il suo arrivo l'auto del Presidente. Ecco, qui siamo all'esterno del Teatro da Ponte. Chiediamo alla telecamera di fermarsi lì. Questa è appunto ecco, abbiamo da un'altra fonte il Presidente che sta arrivando e sta compiendo gli ultimi metri a piedi. Quindi il Presidente sta arrivando, sta facendo gli ultimi metri
a piedi per poi entrare al Teatro Lorenzo da Ponte. Eccolo qui, lo vediamo accompagnato dal sindaco Roberto Tonon, dal presidente Zaia, dal presidente della provincia Marcon. Lo vediamo salutare i vittoriesi che si sono assiepati qui appunto davanti al Teatro Lorenzo da Ponte, e tra qualche istante farà il suo ingresso in teatro. Un bel momento, un momento emozionante anche questo. Ovviamente ingenti sono le misure di sicurezza che accompagnano la visita del Capo dello Stato, come ben potete immaginare. E vediamo, ecco, mentre il Capo dello Stato fa il suo ingresso in teatro, vediamo i tanti vittoriesi che si sono appunto affacciati alle transenne per accogliere il Presidente. Questo è all'interno del Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Tutto è pronto, anche in questo caso negli ultimi giorni si sono susseguite le prove anche da parte del coro che accompagnerà, come detto, così che puntellerà i vari interventi che ci saranno, ma ovviamente c'è l'attesa per quello che dirà il Presidente della Repubblica. Come vi dicevo, uno dei momenti così significativi sarà anche il momento in cui parlerà la cenedese, la vittoriese Francesca Meneghin, che noi ben conosciamo. E intanto vediamo, ecco, anche il coro che è pronto ad accogliere il Presidente della Repubblica. Stando al programma dovrebbe esserci un primo momento privato, possiamo dire, all'interno del ridotto del Da Ponte, che andrà a precedere invece il momento ufficiale con il discorso che terrà il Presidente Mattarella sul palco del nostro teatro. Ecco, vediamo anche, ci propongono, alterniamo anche con le nostre immagini personalizzate, vediamo tricolori alle finestre qui in Piazza Minucci, vediamo gente che si è affacciata e sta seguendo appunto dalla finestra l'arrivo del Presidente, mentre qui siamo tornati all'interno del teatro. Vediamo i rappresentanti anche dell'ANPI, delle associazioni dei partigiani, che appunto sono seduti all'interno del Teatro da Ponte. Vi do anche qualche numero: 95 sono i sindaci che sono stati invitati e che presenzieranno appunto alla cerimonia all'interno del teatro. Poi ci saranno i consiglieri comunali di Vittorio Veneto, le istituzioni locali e provinciali. Ci saranno, come anche già detto, dei rappresentanti delle associazioni locali. Intanto la regia del segnale ufficiale indugia anche sui volti del coro che accompagnerà il Presidente. E poi 110 sono stati gli accrediti stampa per questo importante avvenimento, perché ricordiamo che gli occhi dell'Italia quest'oggi sono puntati qui, e 30 sono i giornalisti accreditati che racconteranno a livello anche nazionale, come già detto, questo importante evento. Ancora minuti di attesa febbrile, vediamo i volti di chi assisterà appunto dall'interno ai discorsi. Vediamo parlamentari locali e non. Ci sarà poi
il generale Salvatore Farina, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, qui in rappresentanza del Ministro della Difesa. E appunto, mentre attendiamo l'avvio della cerimonia, continuiamo anche a mostrarvi all'esterno le immagini che ci arrivano appunto da Via Martiri, dal luogo antistante al teatro. Vediamo tanti vittoriesi appunto che stanno seguendo, magari anche con l'ausilio dei propri smartphone, la cerimonia. Ecco, continuiamo a vedere le immagini dall'esterno, alternandole a quelle all'interno. Imponente il cordone di sicurezza, come vi dicevo prima, che in questi giorni ha interessato tutta la zona di Serravalle e non solo. E siamo sempre in attesa dell'inizio ufficiale della cerimonia. Di per sé la cerimonia, che vive, come vi dicevo prima, di due momenti, il primo momento in Piazza del Popolo e il secondo qui al Teatro da Ponte. Dicevo, la cerimonia è ufficialmente già iniziata, abbiamo già vissuto un momento molto toccante, molto importante, il ricordo dei caduti. Abbiamo ripetuto più volte anche in questi giorni che forse i vittoriesi attendevano il presidente Mattarella in occasione magari del 4 novembre o comunque nell'anno del centenario della Grande Guerra. Così non è stato, però il presidente Mattarella ha voluto fare questo regalo alla cittadinanza o comunque alla nostra regione. Ricordiamo che poche settimane fa il presidente Mattarella era qui in Veneto, in particolare in provincia di Belluno, per ricordare anche quelli che sono stati i tragici fatti dello scorso ottobre, col maltempo che ha sferzato e colpito la provincia di Belluno e in particolare appunto alcune zone del Bellunese. Vediamo intanto anche, dicevo prima, sono all'interno del teatro anche i consiglieri comunali, la giunta comunale. Stiamo passando in rassegna, abbiamo visto l'assessore Uliana, l'assessore Napol, l'assessore Costa e il vice sindaco Turchetto, mentre sul palco è pronto il coro Col di Lana. Il coro Col di Lana che si esibirà insieme al coro Officina 2.0, entrambi i cori saranno diretti da Sabrina Carraro. Momenti di attesa, momenti febbrili. Intanto andiamo anche con le immagini che ci arrivano dall'esterno e quindi vediamo, possiamo apprezzare anche da alcuni punti di vista inediti alcune statue anche che sono presenti qui in piazza Minucci. E intanto vediamo il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che sta facendo il suo ingresso in teatro. Il presidente Zaia appunto sta arrivando in teatro. Tra qualche istante, immagino, arriverà anche il presidente Mattarella, questione di istanti. Come vi dicevo, era previsto un breve dialogo di tipo privato, di tipo riservato con le istituzioni locali, perché ricordiamo, vediamo anche il vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, il vescovo di Vittorio Veneto in platea. Dicevamo, il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, ha accolto, che vediamo inquadrato in questo momento, ha accolto il capo dello Stato direttamente in Piazza del Popolo. Ancora qualche istante, il presidente troverà posto in platea, dopodiché
il Presidente ascolterà i discorsi ufficiali. Al momento non abbiamo ancora l'audio dall'interno del teatro, vediamo che la platea si sta alzando, quindi probabilmente dovrebbe arrivare il Presidente Mattarella, perché mi pare che le altre autorità abbiano già trovato posto. Tutte le autorità sono schierate, le stiamo passando in rassegna con le immagini che ci arrivano dal circuito ufficiale e siamo pronti per vivere insieme questo momento. Ancora attimi di attesa, poi è prevista una visita privata da parte del Presidente Mattarella al Museo della Battaglia. Noi proveremo a seguire per quanto possibile con le nostre telecamere questo momento, anche se abbiamo qualche dubbio, perché appunto è stato più volte specificato che la visita del Presidente della Repubblica al Museo della Battaglia sarà in forma strettamente privata, ma cercheremo di proporvi magari l'ingresso del Presidente al museo. Questo avrà luogo al termine della cerimonia. Non vediamo ancora il Presidente Mattarella in teatro, ma insomma il pubblico, la platea è in piedi, quindi molto probabilmente è questione di istanti. Ecco qui, vediamo l'ingresso. Ecco, al momento fa ingresso il Presidente della Repubblica. La stretta di mano con i rappresentanti dell'ANPI, delle associazioni partigiane del nostro territorio. L'applauso scrosciante del Teatro da Ponte, la stretta di mano con Francesca Meneghin che sentiremo tra poco, il saluto alla platea. Tanta emozione nei volti dei presenti, la stretta di mano nuovamente col sindaco Tonon, col presidente Zaia, rappresentanti i parlamentari, l'ex sindaco ed europarlamentare Scottà, diversi esponenti, vediamo appunto, come detto prima, la giunta comunale, i consiglieri comunali, il vescovo Monsignor Pizziole, tutti che prendono posto. Ora, stando alla scaletta, dovrebbe esserci un primo momento Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, nell'elmo
Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! La cerimonia in occasione del 74° anniversario della Liberazione. Prende la parola il professor Roberto Tonon, sindaco di Vittorio Veneto. Cari concittadini, autorità e gentili ospiti, a nome di tutti voi esprimo il sentimento della gratitudine più profonda e più sincera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sua presenza qui oggi, presenza che ci onora e ci riempie di orgoglio. La testimonianza che lo Stato reca a Vittorio Veneto, attraverso la sua figura istituzionale più elevata e più rappresentativa, è straordinariamente preziosa per noi vittoriesi, così come per tutti i veneti e per tutti gli italiani, in un tempo difficile come quello in cui stiamo procedendo, alla ricerca faticosa di nuovi e più saldi orizzonti di autenticità morale, di prosperità economica e di partecipazione comunitaria. La scelta del Presidente della Repubblica di celebrare a Vittorio Veneto il 74° anniversario della Liberazione è stata certamente indotta dalla densa valenza simbolica riassunta nella storia della nostra città. Vittorio Veneto nacque infatti nel 1866 dalla volontà generosa di due borghi distinti e non sempre affratellati, quali Ceneda e Serravalle, di integrarsi in una nuova realtà civile in occasione del ritorno del Veneto all'Italia grazie al plebiscito che concluse la terza guerra d'indipendenza e rinsaldò il sentimento d'appartenenza italiana che sin dai moti del 48 era stato limpidamente testimoniato dalle popolazioni locali. Un gesto di unione, di superamento di antichi contrasti, di rinvenimento in un progetto più alto e più grande della consapevolezza delle proprie tradizioni e della propria vocazione. Vittorio Veneto romana, longobarda, comitale, veneziana e dunque autenticamente italiana. Il destino volle poi che proprio nella nostra città si concludesse, con la battaglia vittoriosa del novembre 1918, seguita all'epica resistenza sul Piave, la Prima Guerra Mondiale, che non a caso sui libri della mia gioventù era ancora chiamata Quarta Guerra d'Indipendenza. Dopo Venezia anche Trento e Trieste furono finalmente italiane e il Risorgimento sembrò compiersi nel nome della libertà e dell'unione della nazione, plasmate dai giovani fratelli in armi che, mescolando la loro provenienza, dalla Sicilia alle Alpi, avevano condiviso il loro rancio e il loro coraggio, i loro ideali e le loro sofferenze, in quelle trincee durissime e pur prodromo di gloria. Abbiamo celebrato il centenario con 1000 iniziative, non come commemorazione retorica e muscolare di una vittoria militare, ma ispirate dalla consapevolezza dell'essenzialità della pace, del confronto rispettoso e leale, del dialogo aperto e curioso, della cooperazione impegnata e trasparente nei rapporti fra le persone, fra i popoli, fra le istituzioni del Paese. Volutamente il motto del nostro centenario era 1918, quando scoppia la pace. Eppure, dopo il precipizio del fascismo, di una dittatura buia e brutale, di una guerra disumana, di un malvagio regime d'occupazione, tornarono a spirare i venti della libertà e dell'unità, il vento del Risorgimento. E a Vittorio Veneto, in quella Vittorio Veneto ancora memore dei suoi giovani figli partiti con Giuseppe Garibaldi a liberare i fratelli siciliani dall'oppressione borbonica, il vento fu impetuoso e forte la resistenza popolare, tanto che alla nostra città fu conferita la medaglia d'oro al valor militare
per le gesta corali che segnarono la guerra di liberazione, trovando il loro epicentro negli aspri combattimenti in Cansiglio. Davvero, insomma, si può dire che l'intera parabola del Risorgimento italiano trova in Vittorio Veneto uno scenario nobile e sincero, in cui rappresentare il suo senso più profondo. E siamo lieti, signor Presidente, che lei sia qui oggi a suggellare la simbiosi fra la nostra città e la nazione italiana, della cui libertà e della cui unità lei è altissimo garante. Ma Vittorio Veneto, se per certi versi è sinonimo di italianità, è anche portatrice nella sua lunga storia e tormentata, nelle sue bellezze naturali e nei suoi capolavori d'arte, nelle sue scuole antiche e nelle sue modernissime fabbriche, dei valori più veri di un'italianità mite e pur coraggiosa, intraprendente e pur disciplinata, tenace e pur sorridente, rigorosa e pur tollerante, dalla quale dobbiamo trarre alimento per un rinnovato impegno collettivo a costruire istituzioni ancora e sempre voce di libertà e voce di unità. Nel 1866, nel 1918 e nel 1945 ci riuscimmo, riscattando umiliazioni e sofferenze e liberando la verità dal giogo di ogni oppressione, ispirando insomma le nostre condotte come cittadini e come comunità a quel primato morale e civile degli italiani che si realizza solo nella concordia, nella generosità verso gli altri, nel servizio al bene comune, nella modestia e nel rispetto. Sono certo che ci riusciremo ancora. La sua presenza, signor Presidente, ci rassicura e ci sprona. E ancora una volta, di fronte al tricolore che abbiamo visto sventolare nella nostra Piazza del Popolo e alla città tutta che rinnova il suo costante ritrovarsi nei valori fondanti nella Repubblica, il nostro cuore e le nostre voci gridano Viva l'Italia. Grazie, signor Presidente. Prende la parola il dottor Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Grazie. Signor Presidente, buongiorno, signore e signori. Grazie per essere qui, grazie per l'attenzione che dedica sempre al nostro Veneto. Ho avuto modo di ringraziarla anche prima per le visite per i boschi, per tutto quello che è accaduto. Qualcuno ci chiede, ma oggi cosa festeggiate? È l'anniversario della liberazione dal nazifascismo. Oggi è una commemorazione e io voglio dare un significato a questa commemorazione. Non è un caso che lei sia qui a Vittorio Veneto e non è un caso che Vittorio Veneto sia figura, città centrale in tutta questa partita. Vittorio Veneto è stato scenario nelle due grandi guerre. Nella prima guerra mondiale tutti ricordano la battaglia di Vittorio Veneto. Abbiamo appena lasciato i 100 anni, l'anniversario dei 100 anni. Anche lì con Vittorio Veneto, con quella battaglia, 37.000 morti. Vittorio Veneto che viene espugnata, ma anche è la tragedia non solo di quei morti, non solo di quei militari. Si dice che la Grande Guerra ha avuto circa 17 milioni di morti, ma ricordiamo anche i tanti civili. A quelli che hanno combattuto la guerra non in prima fila, magari non con una divisa, ma tutti coloro che comunque l'hanno vissuta nei nostri borghi, nelle nostre campagne, che poi ci ricorda la comunanza con la Seconda Guerra Mondiale. Ancora qui, ancora Vittorio Veneto, ancora presente durante la liberazione. Qui da noi, signor Presidente, la liberazione arriva 3 giorni dopo, anzi Vittorio Veneto, diciamo che in Veneto le ultime città, Bassano e Montebelluna, vengono liberate il 30 aprile. Però voglio ricordare quei morti. Seconda Guerra Mondiale, per chi non se lo ricordasse, sono 60 milioni di morti, 60 milioni di morti. Ma Vittorio Veneto non è solo la liberazione, non è solo il dopo 25 aprile, Vittorio Veneto è anche la lotta partigiana. Il 26 settembre del 43, il 10 settembre del 43,
accade una cosa straordinaria. Accade che prende vita il Comitato di Liberazione Nazionale, ma è la cosa straordinaria che Concetto Marchesi chiama alla rivolta, chiama i nostri studenti, lo dice durante l'inaugurazione dell'anno accademico. Questo non lo si ricorda mai, no? Cioè uno leggendo la storia vede, ma un rettore durante l'inaugurazione dell'anno accademico dice agli studenti: guardate che qui qualcosa non funziona. È bene ricordare il Concetto Marchesi, Silvio Trentin, Egidio Meneghetti, ma ricordare anche poi chi successivamente, dopo quel 10 settembre del 43, il 26 marzo del 44, proprio qui in queste zone, lei non l'ha mai conosciuto, signor Presidente, ma è ovvio, un piccolo borgo che si chiama Montaner. Lì a Montaner un prete, Don Faè, assieme a Giovan Battista, scusate, Bitto, dà vita al primo gruppo di partigiani. Poi si chiamerà Brigata Vittorio Veneto, poi diventeranno le Brigate, 1300 partigiani che comunque combatteranno nel Cansiglio. Voglio ricordare che era prevista anche una sua visita in Cansiglio che oggi non siamo riusciti a organizzare, però noi abbiamo purtroppo la nostra foiba in Cansiglio, si chiama Bus de la Lune, e da lì partono queste insurrezioni, parte la resistenza. Ricordiamo che i partigiani che hanno perso la vita nella Seconda Guerra Mondiale sono 54.000. Ricordiamo che quelli che hanno combattuto qui sono circa 1.300. Ricordiamo che dei 54.000 la gran parte sono veneti, sono oltre 6.000. Quindi ricordiamo la lotta partigiana, ricordiamo i morti, ma mi lasci ricordare anche i 6 milioni di ebrei che sono stati trucidati. Perché nella Seconda Guerra Mondiale, la peggior pagina di storia del nostro paese sono le leggi razziali, nella Seconda Guerra Mondiale vengono ammazzati, sterminati, trucidati 6 milioni di ebrei. E questi 6 milioni di ebrei è giusto che oggi, nella giornata della liberazione, vengano ricordati. Lo ricordiamo non solo con una vena di amarcord, no? Passatemi questa espressione, non solo con la volontà di ricordare che è accaduto qualcosa un po' di anni fa, ma per ricordare che ancora oggi, visto che queste celebrazioni hanno un senso se si guarda al futuro, lei lo ha ricordato in più occasioni nei suoi discorsi, pensiamo ai nostri ragazzi, pensiamo ancora alla vena negazionista che gira su internet, pensiamo ancora alle tante informazioni che raggiungono i nostri ragazzi e che dicono i campi di concentramento non sono mai esistiti, le leggi razziali sono un'invenzione e altre cose del genere. Quindi diamo anche questo significato a questa celebrazione. E infine mi lasci ricordare, signor Presidente, care signore e signori, che poi c'è anche chi ha fatto il partigiano. Ampi ha detto una cosa che condivido. La festa della liberazione non deve essere l'occasione per mettere in piedi battaglie tra comunisti e fascisti. E penso che questa sia l'origine e il succo del ragionamento. Però ricordiamolo che c'è anche chi da partigiano poi si è impegnato civilmente. Molti lo fanno, molti lo hanno fatto. Io sono onorato di essere un conterraneo della staffetta Gabriella. È nata a Castelfranco il 25 marzo del 27, al secolo Tina Anselmi, e ne sono onorato. Io non l'ho mai conosciuta, signor Presidente, cioè l'ho conosciuta da ragazzo, da studente, l'ho vista in TV, l'ho vista da distante, però non ho mai avuto la fortuna di conoscerla di persona. Però basterebbe leggere il curriculum di questa signora, di questa veneta illustre, per capire che dopo la resistenza si può fare ancora resistenza assolutamente pacifica, con un'azione civile. Tina Anselmi, non so se qualcuno se lo ricorda, si è occupata di sindacato, si è occupata di difendere nelle filandre le lavoratrici, si è occupata della condizione femminile, è stata per noi, oltre che un parlamentare, nel 68 è stata il primo ministro donna della storia della Repubblica Italiana nel 1976. Ma quello che ricordo per Tina Anselmi è che se questo Paese è un segno di civiltà, che significa che vengono curati tutti i cittadini a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso, dalle scelte sentimentali, lo dobbiamo al ministro Tina Anselmi che nel 1978 ha dato vita al sistema sanitario nazionale, al servizio sanitario nazionale. E lo dico che si può essere partigiani nella resistenza, ma c'è anche chi poi ha dimostrato che questo impegno è continuato.
Io non aggiungo altro, signor Presidente, dico semplicemente che comunque i ragazzi ricordo e vi lascio con una frase che mi è rimasta impressa di Hemingway, no? Hemingway la guerra l'ha conosciuta e diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Grazie. Eseguiamo la preghiera del partigiano. Prende la parola la professoressa Giulia Albanese, professoressa associata di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Padova. Signor Presidente, gentili autorità, cittadini e cittadine di Vittorio Veneto, il 26 settembre 1944, all'indomani del rastrellamento sul Grappa, 31 giovani italiani furono impiccati a degli alberi da altri giovani, italiani e tedeschi, per ordine del comando nazista, lungo quello che oggi si chiama Viale dei Martiri, a Bassano del Grappa. Non erano i primi e non sarebbero stati gli ultimi. Tina Anselmi ha raccontato come quell'esperienza, lei giovanissima, cambiò per sempre la sua vita, facendo di lei una partigiana. È anche per episodi come questi che quando, tra il 25 e il 30 aprile 1945, l'Italia fu definitivamente liberata dall'occupazione nazifascista, la gioia per la fine della guerra e la fine dell'occupazione si mescolò a sentimenti più complessi rispetto a quelli che avevano accompagnato gli italiani alla fine della Prima Guerra Mondiale, 27 anni prima. Questo accadde non solo perché la Resistenza aveva vinto, ma l'Italia non era una potenza vincitrice, ma soprattutto perché quegli ultimi 20 mesi erano stati sì una guerra di liberazione dall'occupazione nazista e fascista, ma anche mesi di guerra civile. Tuttavia, in quegli ultimi 20 mesi qualcosa era successo al Paese, agli italiani e alle italiane, che poco a poco si erano dovuti trasformare da sudditi a cittadini e avevano progressivamente abbandonato quel regime e quegli ideali che non avevano pienamente e liberamente scelto,
alle ultime elezioni democratiche del 1921 erano stati eletti solo 35 deputati fascisti, ma che in modo crescente nel ventennio avevano deciso nella stragrande maggioranza di sostenere un regime che li aveva obbligati a prendere la tessera del Partito Nazionale Fascista per poter lavorare, che li aveva spinti alla delazione gli uni contro gli altri, a dire sì anche quando avrebbero dovuto e voluto dire di no, che li aveva costretti a considerare anti-italiani e traditori della patria chi non la pensava come loro e chi li aveva condotti, alla fine tragicamente impreparati, ad una guerra di rapina e di aggressione, e che il regime avrebbe perso, malgrado l'avesse preparata nell'ideologia e nella propaganda, fin dall'ascesa al potere. Se la fine del regime fascista, con la caduta di Mussolini il 25 luglio, fu l'effetto della presa di distanza dalle scelte mussoliniane da parte della sua classe dirigente e della monarchia, una congiura di palazzo e non una rivoluzione, l'8 settembre rappresentò la fine politica e morale della classe dirigente che aveva guidato l'Italia fino a quel momento e che aveva sperato di salvarsi liberandosi di Mussolini, ma non si era poi presa la responsabilità di guidare gli italiani e le italiane e il loro esercito all'indomani dell'armistizio. L'8 settembre rappresentò però anche l'inizio delle scelte, dell'età adulta per un popolo italiano che ora avrebbe dovuto scegliere da che parte schierarsi e come farlo. A poco, inizialmente guidati soprattutto da ragioni esistenziali, dal trovarsi abbandonati dai comandi dell'esercito, dal rifiuto dell'occupazione nazista, ma anche semplicemente dalla solidarietà per i soldati sbandati o per i renitenti alla leva, moltissimi italiani e italiane cominciarono a prendere strade autonome e alternative rispetto a quelle che il fascismo della Repubblica Sociale Italiana voleva imporre loro. Non tutti fecero queste scelte, certo, ma moltissimi. L'importanza di questo rifiuto del fascismo e del nazismo si vide in una regione come la nostra, il Veneto, e qui a Vittorio Veneto, dove la resistenza fu scelta da uomini e donne, da cattolici e laici, da comunisti, socialisti, azionisti, democratici, liberali e democristiani, da contadini, operai e intellettuali. Certo, non tutti divennero antifascisti, e questo non può stupirci dopo 20 anni di dittatura e compromessi. E quelli che scelsero di continuare a sostenere il fascismo contribuirono, tra le altre cose, a portare alle estreme conseguenze quell'ideologia, fino a consegnare altri uomini, donne, vecchi e bambini, loro concittadini, alla morte, in ragione della loro appartenenza religiosa, che i fascisti avevano definito razza fin dal 1938. Certo, ci furono violenze, in alcuni casi evitabili, anche dalla parte dei partigiani e dei resistenti, ma questo non può oscurare le ragioni diverse di quel conflitto. La liberazione dell'Italia dal fascismo e dall'occupazione nazista permise di costruire un'Italia in cui l'essere riconosciuti come cittadini e quindi portatori di diritti civili e politici è un diritto di ciascuno e in cui i diritti civili vengono sempre garantiti a tutti, indipendentemente dal loro credo politico, dalla situazione sociale, dalla religione e dal genere o dal paese di provenienza. Un'Italia che rifiuta la guerra come strumento di soluzione dei conflitti e che proprio per prevenirla ha promosso l'Unione Europea. A 74 anni di distanza dalla liberazione, la memoria di quegli eventi appare non ancora completamente pacificati e alcuni, purtroppo, sembrano talora rimpiangere un'Italia fondata sul sopruso, dimenticando che l'Italia repubblicana ha reso straordinariamente più ricco questo Paese e questa regione, ha dato alla maggioranza degli italiani e delle italiane la capacità di leggere e scrivere e quindi di pensare, di giudicare, di scegliere se consentire o disobbedire. Ha consentito che i governi passino, ma le istituzioni e la Costituzione restino e garantiscono a tutti, minoranze e maggioranze, di essere se stesse e crescere. Certo, non tutto è oggi perfetto, ma è in effetti solo la responsabilità verso i valori che quella lotta ci ha trasmesso e che sono diventati legge nella nostra Carta Costituzionale, che ci può riconnettere agli uomini e alle donne che tra l'autunno e l'inverno del 1943
e poi nel 1944 e nel 1945, contribuirono a far conferire ben 7 medaglie d'oro al valor militare per la Resistenza a luoghi di questa regione, tra i quali voglio ricordare naturalmente Vittorio Veneto, ma anche l'Università di Padova, dove sono onorata di insegnare, unica università di questo paese che ha ottenuto questa onorificenza in ragione della grande partecipazione di docenti e studenti alla lotta di liberazione. E a questi luoghi, alla loro storia e ai molti uomini e donne che, sprezzanti del pericolo e dei loro interessi personali, contribuirono a costruire un'Italia democratica, che dobbiamo oggi tutta la nostra riconoscenza, per quanto hanno fatto per consegnarci un'Italia profondamente diversa da quella di cui erano cresciuti e per la strada che ci hanno indicato. Grazie. Signori tutti, 6 milioni di ebrei ammazzati. Ero profumo di rosa, ero padre, ero sposa, ero sogni, ero. Campo di concentramento. KZ. Profumo
Prende la parola la signora Francesca Meneghin, staffetta partigiana di Vittorio Veneto. Lo devo dire a tutti, soprattutto a Sua Eccellenza, il Presidente della Repubblica. Non sono stata partigiana, sarei stata un po' staffetta. Ho sentito parlare di Dina Anselmi. Dovrei parlare in 4 minuti, ma lasciatemelo dire. Abbiamo fatto la stessa strada a Castelfranco, lei a Vittorio Veneto. Io da quinta classe elementare, lei fu la mia maestra, la mia amica per tutta la vita sino alla morte. Illustre signor Presidente, quando seppi che a celebrare il 25 aprile 1947 sarebbe stato lei, le assicuro, le lacrime mi scesero sul volto. Questa sua presenza non sarà mai dimenticata né da me né da tutti i presenti e anche gli altri, quelli che non ci sono. Ho chiesto al signor Sindaco perché aveva scelto la mia persona per intervenire a questa cerimonia e sorridendo non mi rispose. Certo, la mia avanzata età, la convinzione e 3 lutti per fucilazione sono serviti a legarmi a quel tragico periodo. 1940, dichiarazione della guerra da parte del Duce, 8 settembre 1943 con Badoglio, sono date indimenticabili. Verso l'autunno del 1943 sono stata avvicinata da persone della Chiesa per partecipare a riunioni che si terrebbero tenute a notte tarda presso l'orfanotrofio Luzzatti, che è poi l'ultimo edificio sulla mia casa. Con l'approvazione di mio padre ho aderito. Si doveva entrare da un cancelletto che c'è ancora esistente, per evitare che gli ospiti del Luzzatti potessero accorgersi del movimento e diventare un pericolo per loro e per noi. Paura, sì, tanta, anche perché a poche centinaia di metri aveva trovato posto la 10ª MAS. Compito affidatemi, come per gli altri partecipanti, era quello di trasmettere a persone sicure la notizia sulla guerra. 1944, Roma liberata. Anche Vittorio ha avuto un sollievo, ma ha avuto anche tanto impegno. Nascevano intanto i gruppi partigiani, sempre di più, che entreranno nel comprensorio del Vittorio Veneto nella diocesi Nino Nanetti. A maggio 1994 viene nominato vescovo della diocesi di San Tiziano Monsignor Giuseppe Zapponato, che da subito si espose e con tutta la Chiesa, tranne un parroco, per chi c'era allora, una Chiesa resistente. Non c'è tempo per ricordare la figura di Zapponato per tutti, il vescovo resistente alla dittatura, al quale dico ancora grazie per i molti giovani salvati dalle torture e dalla fucilazione. Grazie al vescovo e a Monsignor Zapponato. Sto presto. Signor Presidente,
Non mi rimproveri se dico anche a lei, come ho scritto molte altre volte, se non fosse in quel periodo non ci fossero state le donne, la resistenza sarebbe stata più lunga e con maggiori lutti. Quell'andare quell'andare e ritornare in bicicletta e a piedi, portando notizie, cibo, vestiario, medicine, affrontando la stanchezza di strade impervie per chi conosce la zona e le nostre colline, a volte anche la montagna, partigiane, staffette, eroine senza armi sono state definite in un libro le suore di Maria di Suore di Carità, dette di Maria Bambina, che nella casa di Vittorio Veneto hanno nascosto moltissimi ebrei. Nel mio ricordo ci sono delle figure che meritano il grazie più profondo e la scusa se non posso ricordarmi e recitare tutte, anche per i minuti che mi hanno concessi. Giovanna Faè, chi non conosce Giovanna Faè? Sorella di Monsignor Giuseppe, che dopo la prigionia nelle carceri di Udine, caricata in un mezzo tedesco davanti agli occhi di Perina Elisi, viene caricata in un camion da quale non farà più ritorno. Tra Giovanna Faè e Perini Elisa sono state più tardi definite le madri dei partigiani. E poi ancora lasciatemi ricordare Lorenzon Rina, insegnante a Montaner, simbolo della resistenza, della nostra resistenza, che ritornava ogni giorno a Vittorio Veneto, la quale, unitamente a Suor Pasqua, che per mancanza di medici aveva dovuto farsi il chirurgo dell'ospedale, loro due avevano inventato una quarta sezione per malattie infettive. Là non dovevano entrare quelli della 10ª Mas, era pericoloso anche per loro. Là nascondevano i giovani. E ancora Azzalini Leda, che affrontando la montagna, nonostante i pericoli che non venivano solo da Vittorio, ma arrivavano anche dal Bellunese e dal Pordenonese, lei affrontò la montagna. Gobbo Sofia, la staffetta in bicicletta, componente tra l'altro della commissione del comitato di divisione Nino Nanetti. Mi sono fermata al mio comprensorio dimenticando molte, ma molti libri le ricorderanno e le hanno già ricordate tutte. Signor Presidente, parlare poco o niente nelle scuole di questa guerra è stato un errore. Io sono entrata nelle scuole perché ho chiesto ai presidi, ai professori, ma la scuola, quella che doveva essere, non ha mai parlato di questa resistenza. Signor Presidente, parlare poco o niente delle scuole in questo periodo sta diventando un errore. Facciamolo presto, ora con impegno, contrariamente lo osserviamo già, compresa ieri sera, la vittoria dei fascisti e viva il Duce. Ecco, contrariamente, signor Presidente, sarà troppo tardi. Grazie infinite a tutti.
Prende la parola il Presidente della Repubblica. Un saluto intensamente cordiale a tutti, al Presidente della Regione, al Sindaco, attraverso di lui a tutti i vittoriesi, ai rappresentanti del Parlamento, a tutte le autorità, a tutti i presenti, ai sindaci presenti, salutandoli con molta cordialità. Ringrazio per gli interventi già svolti. Abbiamo ascoltato delle cose di grande interesse e significato in cui mi riconosco pienamente. E sono davvero, vorrei aggiungere, lieto di essere qui a Vittorio Veneto per celebrare in questa città la festa della liberazione, in questo luogo, sindaco, caro all'Italia, e che vide i nostri soldati segnare la conclusione vittoriosa della Prima Guerra Mondiale, sancendo così, come è stato ricordato, il compimento dell'unità territoriale italiana, unità territoriale che corrispondeva all'unità morale e spirituale del nostro Paese, all'aspirazione a una patria libera e indipendente. Quella stessa aspirazione, dopo poco più di un ventennio, animò i volontari della libertà in queste terre generose e martoriate del Veneto, negli aspri combattimenti contro l'oppressione nazifascista, con tutto il suo carico di sangue, di lutti, di devastazioni.
e con pagine straordinarie di sacrificio, di eroismo, di idealità che non possono essere rimosse e che vanno ricordate. Festeggiare il 25 aprile, giorno anche di San Marco, significa celebrare il ritorno dell'Italia alla libertà e alla democrazia dopo 20 anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, di oppressione e di persecuzioni. Significa ricordare la fine di una guerra ingiusta, tragicamente combattuta a fianco di Hitler, una guerra scatenata per affermare tirannide, volontà di dominio, superiorità della razza, sterminio sistematico. Se oggi in tanti ci troviamo qui e in tutte le piazze italiane è perché non possiamo e non vogliamo dimenticare il sacrificio di migliaia di italiani caduti per assicurare la libertà a tutti gli altri. La libertà nostra e quella delle future generazioni. A chiamarci a questa celebrazione sono i martiri delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto, di Sant'Anna di Sazzema, di tanti altri luoghi del nostro paese, di Cefalonia, dei partigiani e dei militari caduti in montagna o nelle città, dei deportati nei campi di sterminio, dei soldati di paesi stranieri, paesi lontani, che hanno fornito un grande, generoso contributo e sono morti per la libertà. Questo doveroso ricordo ci spinge a stringerci intorno ai nostri amati simboli, ai nostri simboli davvero amati, il tricolore, che abbiamo fatto poc'anzi in una splendida cerimonia di alzabandiera, e l'inno nazionale, così ben cantato dal coro di adulti e di ragazzi, e complimenti al coro e al maestro Sabrina Carraro. Grazie. Si tratta del dovere morale e civile della memoria degli eventi decisivi della nostra storia recente, che compongono la identità della nostra nazione, da cui non si può prescindere per il futuro. Il 25 aprile del 1945 nasceva, dalle rovine della guerra, una nuova e diversa Italia, che troverà i suoi compimenti il 2 giugno del 1946, con la scelta della Repubblica, e il 1 gennaio del 1948, con la nostra Costituzione. Il 25 aprile vide la luce l'Italia che ripudia la guerra e si impegna attivamente per la pace. L'Italia che, ricollegandosi agli alti ideali del Risorgimento, riprende il suo posto nelle nazioni democratiche e libere. L'Italia che pone i suoi fondamenti nella dignità umana, nel rispetto dei diritti politici e sociali, nell'eguaglianza tra le persone, nella collaborazione tra i popoli, nel ripudio del razzismo e delle discriminazioni. Non era così nel ventennio fascista. Non libertà di opinione, di espressione, di pensiero. Abolite le elezioni, banditi i giornali e i partiti di opposizione, gli oppositori bastonati, incarcerati, costretti all'esilio o addirittura